Siamo all'Università di Messina col dottore Giuseppe Calogero che ci ha fatto la prima parte del suo intervento. Passiamo alla seconda parte sui pannelli solari realizzati con il succo di frutta dei fighi d'India e delle arance rosse siciliane. Allora, in questa parte invece spiegheremo brevemente come può essere possibile realizzare dei pannelli solari con i coloranti naturali e vedremo anche le possibili applicazioni quali possono essere. La prima cosa, appunto, la nostra idea è stata quella di usare la frutta o in particolare coloranti di origine naturale per trasformare il gesso in elettricità. A parte appunto il sole, diciamo, e il territorio, abbiamo bisogno anche del dispositivo e del colorante per farlo funzionare. I coloranti naturali a disposizione in natura sono praticamente la melanzana, radicchio, uva, arancia, mora, gesso. Tutti questi coloranti sono molto abbondanti e si trovano in qualsiasi paese del mondo. Cioè, qualcuno magari le arance rosse sono tipiche delle nostre zone, ma per esempio la melanzana è un prodotto che si trova in Asia, come si può trovare nelle Americhe. L'uva è diffusissima e anche il gesso. Quello che hanno in comune questi coloranti è una molecola, l'antocianina, che ha una proprietà: cambia colore in base all'acidità del sistema. Quindi è possibile, cambiando l'acidità di tali sistemi, ottenere una varietà incredibile di colori. Inoltre non cambia soltanto il colore, ma anche la stabilità agli agenti ossidanti. Noi abbiamo sfruttato questa proprietà per appunto tirare fuori un colorante da questi prodotti naturali che fosse stabile e quindi potesse essere impiegato proficuamente nella conversione di energia solare in energia elettrica. Per quanto riguarda la melanzana, la procedura è abbastanza semplice: tutto il colorante risiede nella buccia, quindi si estrae prima la clorofilla ad opera di un mezzo che può essere l'alcol etilico e poi infine in soluzione acido viene estratto il colorante, che è tipicamente chiamato nasunina. La nasunina è un colorante particolarmente stabile perché appunto riveste la buccia della melanzana che sta ore sotto il sole. Noi abbiamo aggiunto anche dei coassorbitori, delle altre sostanze organiche che sono coperte a brevetto, con le quali abbiamo potuto estendere il periodo di stabilità di questo colorante. Per quanto riguarda il radicchio, la tecnica è abbastanza semplice. Abbiamo noi sempre le foglie di radicchio vengono pulite e messe in acqua a pH 1 e lì vengono lasciate macerare per 24 ore. Anche qua si tira fuori una soluzione che poi viene anche questa stabilizzata con l'uso di questi coassorbanti sempre di origine naturale. Infine le uve, in particolare l'uva giacché, ricca particolarmente di antocianine, anche questa viene stabilizzata a pH 1 e in essa vengono aggiunti anche qui i coassorbanti. Infine abbiamo l'arancia rossa moro. Qui non c'è bisogno di aggiungere nessun coassorbante. Essa naturalmente li possiede, in quanto è una mutazione genetica avvenuta intorno al 1900 di una varietà particolare di arancia che, per sfuggire alle insidie degli inquinanti emessi dal vulcano, ha sviluppato una elevatissima concentrazione di antociani, ma anche di altre molecole come acido fumarico, acido lattarico, eccetera, che la rendono anche chiamato l'elisir di lunga vita, perché appunto ha un pool di antiossidanti veramente formidabile. Questo stesso tipo di antiossidanti la rende stabile all'interno dei nostri dispositivi. Vediamo infatti in basso noi il dispositivo, la parte del fotoanodo costruito e sensibilizzato con l'arancia rossa. Qui vediamo la soluzione che viene usata per impregnare, ovviamente tutto questo fatto a livello artigianale. Infine per mora e gesso, anche qua abbiamo fatto la stessa cosa, macerazione e anche qui aggiunta del coassorbitore. Se non aggiungiamo il coassorbitore, le efficienze restano molto basse e anche la stabilità nel tempo non è elevata. Qui è una panoramica di tutti i coloranti utilizzati, tra cui anche ci siamo messi a utilizzare per esempio estratti di fico d'India o di rapa rossa in collaborazione con l'Università di Ferrara. Il fico d'India è quello che proprio cresce nelle nostre campagne e addirittura molti centri cittadini in Sicilia ne sono addobbati e sono ornamentali. Voglio sottolineare che ne basta piccole quantità di questi coloranti per fare enormi quantità di metri quadrati, quindi non andiamo a sottrarre prodotti all'agricoltura o quant'altro, ma possiamo utilizzare
piccole quantità di materiale. Quello che possiamo dire, i vantaggi di queste tecnologie all'esordio, quindi che non è paragonabile al silicio per efficienza, che ovviamente resta il principale preferito, però intanto questi non sono tossici, sono totalmente biodegradabili e rinnovabili, richiedono pochissime operazioni, una piccola filtrazione, ecco, niente di più, sono ovunque in natura, costano pochissimo e non inquinano. A questo punto abbiamo pensato di cercare una piccola idea di, ok, se riuscissimo a fare una piccola industrializzazione di ciò, come possiamo procedere? Intanto nel nostro laboratorio a livello artigianale ci siamo organizzati e abbiamo prodotto dei piccoli prototipi. Dopodiché facciamo questo esempio. Il 20 maggio del 2008 abbiamo quello mostrato in figura, se uno lo potrebbe riprendere. Eccolo là, abbiamo 5 grossi celle. A distanza di 20 giorni abbiamo ridotto le superfici per diventare la stessa calcolatrice e infine, a distanza di qualche giorno, quindi non più di meno di un mese dopo, siamo riusciti a ottenere la stessa prestazione che si ottiene con i quadrati di silicio amorfo, che ovviamente non hanno molta efficienza, però abbiamo sostituito integralmente anche come dimensione all'interno della calcolatrice. Poi siamo andati a fare dei modelli più grandi per vedere se era possibile, abbiamo costruito in collaborazione con la Daitech del gruppo Tozzi questo pannello a 8 elementi, è in grado di girare 3 volte e ha soppettato una batteria da 3 volte in questo orologio, e questo dispositivo è durato più di un anno ed è stato sottoposto a vari tipi di stress termici, e la cosa che ha ceduto è stato il sigillante, non il colorante naturale. Infine, in collaborazione con il gruppo del professor Kratzer all'EPFL di Losanna, abbiamo condotto uno studio per arrivare a ottenere un record nella nostra efficienza. Abbiamo costruito centinaia di cellette, abbiamo trovato che il fico d'India è quello che riesce a produrre la maggiore densità di energia, parliamo un modesto 2%, perché però a livello di coloranti naturali è grande, come correnti elettriche parliamo di 10 mA per centimetro quadrato contro i 36 ovviamente mA per centimetro quadrato del silicio, e vediamo questo orologio che è lo stesso alimentato prima da quel gran pannello e da 3 volt, che con 10 piccole macchie da 0,2 cm quadrati ciascuna può essere alimentato tranquillamente. Il team, diciamo in particolare, oltre a me, è costituito dal dottor Gaetano Di Marco, dal professor Bignossi, Stefano Caramori, Alessandro Sinopoli, appunto in collaborazione con EPFL, il centro CIOSE di Roma, il polo solare organico, il professor Di Carlo, e ovviamente anche il dottor Matteucci della Daone Solar Cell del gruppo Tozzi, con i quali abbiamo anche presentato dei progetti insieme. Speriamo di riuscire a concretizzare meglio queste nostre idee, e poi più tardi, nell'ultima parte, vi faccio vedere il modellino, uno dei piccoli prototipi realizzati. Va bene, grazie.